Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Beh, manca un po' di tempo, però a Rende da un bel po' di giorni c'è un fermento in vista delle amministrative, che ci saranno a giugno, e cominciano già i primi botte e risposte. Nei giorni scorsi ho avuto ospite qui con me Sandro Principe, il quale dice: lancia questa proposta, fate un passo laterale, facciamo un passo laterale, consigliato ai candidati, coloro i quali hanno in procinto di presentare una loro candidatura a sindaco della città di Rende. Questa proposta, insomma, un po' di rumore l'ha fatto. Sergio Tursiprato, che è con me stasera, grazie Sergio per essere qui, ci siamo del tu, siamo colleghi, siamo giornalisti, e dico, questo passo laterale, tu come l'interpreti? Ma guarda Attilio, innanzitutto ti ringrazio per il gradito invito, anche perché tu sei un esperto da sempre di cose della politica locale, regionale e nazionale, quindi la cosa è particolarmente gratificante da parte mia essere ospite qui da te. Nello stesso tempo ti rispondo subito, io non devo fare nessun passo laterale, visto che sto facendo diversi passi in avanti. Sono partito con la mia candidatura per l'esattezza il 10 febbraio del 2017. Quindi sei stato il primo a mettere questa bandierina dicendo: guarda, no, io sono qui, voglio giocarmi questa partita. È chiaro, voglio anche ricordare... Tu il coraggio di cambiare, sì, no? È stato il coraggio di cambiare dell'ex l'Italia, consigliere regionale Graziano, sì, di cui sono socio fondatore, membro dell'ufficio di presidenza nazionale, quindi il primo movimento che ha proposto la mia candidatura è stato il coraggio di cambiare l'Italia. Da lì ho costruito un tessuto di rapporti con la società civile. Ad oggi voglio ricordare che stiamo preparando 4 liste. Tra l'altro frutto anche di questa sinergia tra il mondo laico e il mondo cattolico, 4 liste, volontariato. 4 liste sono già pronte? 2 sono già pronte. La terza la presenteremo sabato, che è gente onesta, che fa capo al professore Prete a livello nazionale. L'altra la presenteremo in questo mese, che è Rende Cristiana. Quindi sarà frutto di questa aggregazione, diciamo, dell'associazionismo cattolico. È un contenitore sociale, dove non c'è nessuna bandiera, al di là del movimento. Il movimento però si muove in un segmento ancora non ben delineato, se guarda più a sinistra, guarda più a destra, guarda più al centro. Diciamo che è un contenitore di persone che vogliono impegnarsi per il bene del territorio. Mi pare di aver, aver sentito questo. Gente che per la prima volta, Attilio, scende in campo a mio fianco, io li ringrazio perché sono tanti, di tutte le categorie sociali, ma questo contenitore civico è aperto al confronto programmatico con tutti. Ripeto, programmatico, non sulla spartizione di poltrone e prebende varie, che è una cultura che non ci appartiene. La mia è una sfida d'amore per la città e non per servirmi della città o fare altre cose. Senti, cos'è qui? Un ritaglio di un giornale? Che giornale? Il giornale del 2 aprile. Del 2 aprile. Perché hai portato questa... Sì, guarda, siccome il 31 marzo per mia correttezza ho voluto organizzare un'iniziativa con Insieme per Rende, proprio partendo dal mio passato politico ed associativo per proiettarmi verso il futuro. Che tu non hai mai rinnegato, diciamo. Non ho mai rinnegato, alcuni addirittura vanno a dire per le strade di Rende che Sandro abbiamo già un accordo, Tursiprato Principe poi alla fine staranno insieme. Smentisco categoricamente però, perché questo non è vero. Io dico che il passato va storicizzato. Ho portato questo articolo, lo faccio vedere a beneficio di coloro che in questo momento ci stanno seguendo da casa, che dice testualmente: Tursiprato rappresenta il civismo positivo, abbiamo vinto tante sfide. Sergio rappresenta il civismo positivo con una forte personalità, cultura e formazione politica, oltre ad essere un innamorato di Rende. Quindi mi pare che lo stesso Principe abbia espresso
chiaramente note positive sulla mia candidatura in illo tempore, con largo anticipo, quindi non devo fare nessun passo laterale, quindi, ma devo continuare ad andare avanti. Quindi cassi notevolmente questa proposta. Lo smentisco categoricamente, anche perché verrei meno ai miei principi e soprattutto alla parola data a tanti amici che sono a mio fianco in questo momento. Senti Sergio, ma qual è il tuo progetto? Perché scegli di cimentarti in questa battaglia elettorale? Perché si tratta di una vera e propria battaglia elettorale per il comune di Rende. Guardi, io ritengo, Attilio, di avere maturato l'esperienza giusta per raccogliere questa sfida. Abito a Rende, mi pare, da 45 anni, sono stato 12 anni al comune, dal 95 al 2007, ho avuto ruoli organizzativi e di immagine importanti, anche con l'area del riformismo socialista, per cui ritengo di avere l'esperienza giusta per poter guidare questa città, che in questo momento soffre. È sotto gli occhi di tutti. Perché soffre, secondo te? Quali sono i punti che ritieni essere maggiormente penalizzanti per la città? Guarda, le criticità sono tante, c'è un dato politico da evidenziare. Ad oggi Manna è ingabbiato da logiche spartitocratiche visibili. Questa amministrazione si regge con il voto di 3 ex consiglieri comunali, non so se gravitano ancora nel PD, di cui 2 candidati a sindaco come Cuzzocrea e Berre, ripeto, persone rispettabilissime. Qui non si parla delle persone, parla della politica. Hanno fatto poi una scelta diversa di sostenere la sindacatura Manna, per cui è chiaro che il dato è certificato, senza parlare poi dei vari problemi. Rende ormai non è più al centro di percorsi politici dell'area urbana, non ha una sua visibilità, non riesce a reggere il confronto anche con altre realtà. Ecco perché bisogna, secondo me, studiare qualcosa di diverso. Oggi il sindaco deve essere il coordinatore di una grande squadra, di persone capaci che riescono poi a portare sostegno economico alla comunità attraverso fondi regionali, europei. Poi è chiaro che noi stiamo lavorando in questa direzione attraverso la Commissione per il programma elettorale, che è nota a tutti. Abbiamo già fatto 2 incontri, quindi tranquillizzo anche chi va a dire in questi giorni che ci sono candidati senza programmi. I programmi sono in fase di elaborazione. Tu lo stai già elaborando? Chiaro, lo sto elaborando, penso che massimo per fine febbraio sarà finito, poi avremo modo di confrontarci con tutti i candidati, perché proprio per il gioco di squadra di cui parlavamo poc'anzi, le idee vanno condivise con tutti e non imposte. Quali sono le differenze tra l'idea di governo che ha il sindaco attuale Manna e quelle invece che hai in mente tu? Guarda, secondo me il territorio va coinvolto in tutte le sue articolazioni sociali. Oggi non è coinvolto. Basta pensare che Manna aveva proposto, per esempio, la costituzione dei comitati di quartiere, non sono stati fatti. Oltre a tutta una serie di cose, io in modo anche scherzoso, visto che sono un filosofo dilettante, ho considerato questo sindaco il profeta delle annunciazioni, perché annuncia, fa conferenze stampe, si presentano plastici delle varie opere, però alla fine, per le motivazioni che noi conosciamo, alcuni progetti non sono partiti. È vero che ci sono ostacoli burocratici che magari non consentono poi di realizzare determinate opere, però ritengo che un sindaco di una città importante, prestigiosa come Rende, prima di aprire la bocca, consentimi, dovrebbe usare il cervello, non me ne voglia l'amico Manna, ma la politica ritengo che sia una cosa seria. Voglio ricordare che lo stesso è figlio anche del voto di protesta che c'è stato a Rende. Manna è risultato sindaco perché la gente voleva cambiare dopo tanti anni, e così è stato. Quindi man mano poi i problemi sono venuti fuori, a prescindere poi da tutta una serie di questioni che riguardano l'ordinaria amministrazione, l'ABC proprio della manutenzione, che a Rende oggi non c'è, fermo rimanendo che è un comune in predissesto. Conosciamo anche le note criticità economiche, per cui si può e si deve fare di più e si deve allargare il giro d'orizzonte il più possibile. Ecco perché io sono sceso in campo, per coordinare una squadra la più larga, la più ampia, che possa ridare forza e vigore
a questa nostra comunità. Senti, qual è la tua idea sulla città unica, per esempio? Guarda, ad oggi secondo me le condizioni non ci sono, perché è come se si andasse a fondere, diciamo, due situazioni negative dal punto di vista economico. Mi pare che Cosenza, se la memoria non mi inganna, ha 230 milioni di euro di debiti, se non sbaglio accumulati anche, è chiaro, per opere pubbliche e compagnia dicendo. Rende non so se sono 40 milioni, cosa più, cosa meno, a fronte, attento Attilio, di un patrimonio immobiliare di 200 milioni di euro, mentre un'integrazione dei servizi, una collaborazione istituzionale ritengo che sia fisiologica. Man mano, strada facendo, quindi per il momento questo percorso, tu freni da questa accelerazione che c'è stata. Non ci sono le condizioni, né, come tu ben sai, ci sono i numeri per fare un'eventuale città metropolitana, pur coinvolgendo magari Castrolibero, Montalto, insomma non si arriva a quella cifra giusta per attingere a determinati fondi europei e quindi fare un eventuale salto di qualità. E sulla metropolitana invece che dici? Ma la metrotranvia noi ci siamo espressi che sarebbe diventata una cattedrale nel deserto, e così è stato. Io ho assistito anche a quella simpatica scenografia quel giorno che sia il sindaco di Cosenza, l'architetto Ciuto, il presidente della provincia Oliverio e Manna si sono recati sul posto annunciando l'inizio dei lavori. Questi lavori non sono mai partiti. È vero che poi la ditta ha avuto, diciamo, le situazioni che noi conosciamo dal punto di vista anche economico e non solo, però è chiaro che è un'opera infrastrutturale che non porterebbe determinati benefici, a prescindere dall'utenza. 40.000 mi pare cittadini al giorno dovrebbero prenderla, e quindi non si potrebbero nemmeno coprire i costi, oltre i tempi di percorrenza. Mi pare che da Cosenza all'Università della Calabria si impiegherebbe quasi 40-45 minuti, oltre che Manna non è riuscito nemmeno ad imporsi, a differenza di Occhiuto, per quanto riguarda magari un'eventuale integrazione del percorso o variazione dello stesso. Ecco perché ritengo che non serva. Noi ci batteremo per rafforzare invece il sistema trasportistico nell'area urbana, conforme modalità che renderemo note a tempo debito. Senti, le elezioni amministrative sono strette da due grandi appuntamenti. Il primo è le europee, il secondo sono le regionali. Allora, questo movimento, che è il coraggio di cambiare, cambiare l'Italia, quindi tu presenterai la tua candidatura sotto questo simbolo, sì, di cambiare. In qualche modo, l'idea che tu ti sei fatto, questo movimento può in qualche modo manifestare un certo interesse o essere dentro un progetto più complessivo per le europee e per le regionali? Sì, noi saremo presenti sia alle amministrative in molti comuni della Calabria, sia alle europee che alle regionali. Tengo a precisarti che le mie liste saranno 4, poi ritorno poi torniamo alla domanda, che sono il Coraggio di Cambiare Rende, con Sergio Tursi Prato sindaco, Federazione Civica Rendese, Gente Onesta e Rende Cristiana. Queste 4 liste ad oggi, con la speranza, è chiaro, che questo contenitore poi si allarghi sempre di più. Regionali ed europei, sì, saremo in campo attraverso un progetto federativo di cui ha già parlato il nostro presidente nazionale, il dottore Giuseppe Graziano. Abbiamo fatto una manifestazione molto partecipata al Teatro Metropol di Corigliano l'altra volta, c'erano quasi 1000 persone. Là, per esempio, nella città dove il dottore Graziano è il padre putativo di questo processo di fusione, noi saremo in campo probabilmente con la sua candidatura, che sicuramente sarà una candidatura forte e vincente. Alle comunali di Corigliano, Rossana. Alle europee stiamo studiando un progetto federativo. Il dottore Graziano ha avuto un incontro anche importante nei giorni scorsi con un parlamentare europeo in carica, di cui non faccio nome, per tutelare anche una sorta di privacy politica. Renderemo noto il tutto poi nei prossimi giorni. Quindi ci saremo anche alle regionali con la lista del Coraggio di Cambiare l'Italia, così come ci siamo stati anche alle elezioni provinciali la scorsa volta. Senti, tu hai un trascorso socialista, no? Socialista riformista. Ecco, quanto c'è
del riformismo socialista in questo tuo progetto politico che stai mettendo in piedi per Rende? Ecco, ti ringrazio per questa domanda, perché la mia l'ho sempre definito una coalizione sociale e civica di stampo riformista. Poi il riformismo, come sai, è un contenitore aperto a 360 gradi. La politica non è solo politica partitica, noi stiamo coinvolgendo tanto associazionismo nel nostro modus operandi, mondo del volontariato, gente che soffre, Attilio, come tu ben sai, che racconti la Calabria ogni giorno, con dovizia di particolari, c'è gente che non arriva a fine mese. Ormai il tempo delle false promesse è finito, ecco perché noi contiamo molto anche sul voto d'opinione, che oggi si sta rafforzando in modo particolare. Il clientelismo ritengo che ormai appartenga ad un modo di fare politica superato dai tempi. Senti, lavoro, economia e sviluppo sono tre porte necessarie da aprire. Sì, lavoro, economia e sviluppo fanno parte integrante del nostro programma elettorale, tant'è vero che per quanto riguarda Rende stiamo studiando un progetto apposito per il rilancio della zona industriale, che poi si lega anche di contorno a tutte le altre realtà del nostro territorio, attraverso anche sgravi fiscali e tutta una serie di fondi che riguardano Mamma Europa, Attilio, dove i fondi devono essere utilizzati e non devono ritornare indietro. Vedo che il sindaco attuale sta tentando anche, diciamo, di attingere a questi fondi dell'agenda urbana, perché pare che l'attuale governo regionale stia rimpinguando le asfittiche casse comunali continuamente, però ad oggi di realizzazione obiettivamente non ne vedo. Ecco perché il dato occupazionale va salvaguardato. Ti do anche una chicca in anteprima. Io, come tu ben sai, ho anche rapporti all'estero con immigrati negli Stati Uniti, in Australia, ho contattato anche imprenditori importanti che sarebbero poi disponibili a venire incontro anche a queste esigenze in futuro. È chiaro che poi la sinergia pubblico-privato deve rafforzarsi sempre di più. Oggi i cantieri sono chiusi, insomma, speriamo che anche con la nuova manovra finanziaria si possa fare qualcosa di diverso. Senti. Ma scusami, la nostra attenzione sarà soprattutto per i giovani. Stiamo studiando tanti progetti che vanno dal sociale alla cultura, al turismo sportivo, per cui sicuramente tenteremo anche di coinvolgere in questo contesto anche tanti giovani della nostra università, nel rapporto anche territorio Unical. Senti, c'è come dire, la volontà eventualmente di allargare, di aprire, di fare, come si dice, sinergia con altre forze politiche, una sorta di cartello elettorale, no? Sì, su questo noi siamo disponibili. È chiaro che la priorità deve essere il sostegno alla mia candidatura a sindaco. Se si è d'accordo, noi ci sediamo intorno ad un tavolo e siamo aperti all'interlocuzione a 360 gradi. È chiaro, non vogliamo diventare un porto di mare, se no rischiamo di andare incontro al civismo mascherato, tanto criticato anche nei confronti dell'attuale sindaco di Rende. Dobbiamo fare le cose per bene, sempre alla luce del sole. Voglio ricordare, Attilio, che io sono stato l'unico fino ad oggi che ho presentato simboli, liste, candidati, commissione per il programma elettorale. Mi dicono che potremmo essere addirittura 8-10 candidati a sindaco, ma finora non li vedo. Speriamo che in questi giorni, diciamo, riescano a venire fuori e a presentarci anche le loro idee, il perché scendono in campo a Rende. Tu eventualmente, come dire, per inserirli in questo progetto hai necessità che, come dire, anche quelle forze politiche che eventualmente avessero maturato l'idea di compiere un percorso politico con te, in qualche modo dovrebbero rinunciare al simbolo sostanzialmente, sì, no? Questo è un dato di fatto fisiologico, conseguenziale, altrimenti cadrebbe quello che dicevamo poc'anzi della coalizione civica e sociale. Non abbiamo, ripeto, veti, a differenza di altri che magari vorrebbero scegliere i loro partner elettorali. È chiaro che una cosa è certa, siamo alternativi all'attuale quadro amministrativo. Questo, diciamo, è il trade union che poi ci farebbe unire in futuro anche con altre forze partitiche ed associative. Come te la immagini la Rende che se
qualora i cittadini ti dovessero accordare la loro fiducia, vorresti disegnare, proiettare in questo orizzonte cangiante? Guarda, la rende del passato non può ritornare più obiettivamente con luci ed ombre dell'azione umana. Bisogna assicurare il giusto, il necessario per ridare dignità alla stessa. Io non sono abituato a fare vuote promesse. Se dovessi diventare sindaco, quello che posso dire è che metterei tanto impegno ed amore H24 per questa città, ridando anche forza e vigore nell'ambito dei rapporti politici, attraverso una nuova magari centralità della stessa, in un contesto anche di confronto dialogico ed istituzionale con gli altri comuni che ci deve essere. Non è che io voglio, diciamo, fare discorsi di mero campanilismo che lasciano il tempo che trovano. La nuova società ci impone, è chiaro, confronti nuovi rispetto al passato. Quindi c'è bisogno di avere un'idea chiara di governo, no? Per fare questo, perché sennò... Un'idea chiara di governo che è quella del governo dei molti e non dell'interesse dei pochi. Mi pare che sono stato molto chiaro in queste direzioni, in questo, diciamo, anche contenitore aperto, no? Io mi richiamo sempre all'antica Grecia, ma a quella pulita, della vera democrazia partecipata. Le migliori intelligenze, le migliori professionalità ritengo che possano trovare la loro giusta ed operosa valorizzazione. Non a caso ho detto anche qualche minuto fa che il sindaco deve essere il coordinatore di una grande squadra. Bisogna mettere mano alla burocrazia, perché se la burocrazia non risponde e rallenta le pratiche in una città importante, in crescita come Rende, poi i problemi non si risolvono. Quindi il primo elemento sarà questo, mettere mano alla burocrazia. Senti, che pensi di 5 Stelle e Lega, che in qualche modo potrebbero decidere di essere in campo? Ecco Attilio, qua ti dico la verità, non so quantificare il consenso nelle realtà locali, anche se Castrolibero ci ha insegnato che poi il Movimento 5 Stelle è stato poca cosa, devo dire la verità. Qua conta molto la persona, soprattutto quelle radicate, conosciute sul territorio, per cui non so assegnare delle cifre numeriche. Penso che saranno presenti sia il Movimento 5 Stelle con una sola lista, non andranno da nessuna parte, mi pare ovvio, perché ritengo che per loro sarà un momento di mera rappresentanza, perché poi la politica si fa con i numeri e con i voti. La stessa cosa dicasi con la Lega, che i sondaggi danno in crescita anche in Calabria. Per le future elezioni regionali vedremo quello che accadrà in questi giorni. Io non sono a dire la verità per il populismo, il sovranismo, perché io ritengo, Attilio, che la politica deve essere ragionata, bisogna formarsi, bisogna fare la gavetta, così come ho fatto io, che non sono un candidato improvvisato. Tutto mi possono dire, anche con i limiti dell'azione umana di ognuno di noi, ma ho maturato quest'idea a 54 anni, dopo tanta gavetta alle spalle. E questo mi dici perché hai deciso? Ma andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta con Sergio Tursi Prato. È in sospeso questa domanda, ma perché a un certo punto decidi di candidarti, decidi di rompere gli indugi, dici vabbè, ho trascorso una fase lunga, importante della mia vita, seguendo i principi del socialismo, alimentando, sostenendo progetti politici che si sono succeduti alla guida della città di Rende, ho svolto diversi ruoli, l'hai detto prima, a un certo punto decidi, beh, questa è l'occasione, è un bisogno, un'occasione, un'opportunità. Aspetto da te una risposta. La motivazione principale è quella della visibile sofferenza di questa città. Ecco perché ritengo che tutti coloro che hanno idee e che amano disinteressatamente Rende devono scendere in campo
per dare il loro contributo. Io non vedo tutta questa tragedia se dovessimo essere 8-10 candidati a sindaco, potrebbero rappresentare una sorta di primaria al primo turno, visto che dai numeri diciamo che ci sono è difficile che un candidato sindaco potrebbe vincere al primo turno arrivando quasi a 11-12 mila voti, è mera utopia, quindi c'è un atto d'amore da parte mia. C'è una seconda motivazione che ti voglio dire anche in esclusiva, non l'ho mai fatto in nessuna televisione regionale, il sogno di mio padre. Io il 9 febbraio del 2017 sognai papà che mi disse testualmente: porta i vestiti al comune. Il sogno finisce, caro Attilio. Questo ha suscitato anche un po' di ironia, a dire il vero, da parte diciamo, degli attuali sostenitori della sindacatura Manna. Ci sono state parole anche forti sui social. L'ho risognato papà la sera dopo che mi ha detto di nuovo li hai portati i vestiti al comune. Io da allora, anche spinto diciamo da questa situazione emotiva, ho deciso di metterci direttamente la faccia. Io che studio filosofia, psicanalisi anche freudiana, junghiana, mi sono poi appassionato a questo sogno, ho trovato la giusta motivazione, la spinta diciamo decisiva per dire sì agli amici che poi hanno proposto la mia candidatura. Caro Attilio, che non è un'autocandidatura, si sta facendo confusione. Ad oggi trovami un candidato sindaco, mi pare che sono l'unico in questo momento che è riuscito ad aggregare tanta società civile e a mettere insieme la diversità di pensieri. Diciamo che questo passaggio quindi lo devi a tuo padre, alla memoria di tuo padre? Sì, lo devo alla memoria di mio padre, per quello che mio padre ha rappresentato in Calabria, nell'ex partito socialista, insomma tutti sanno anche quello che mio padre ha fatto per la provincia di Cosenza, nell'ex glorioso PSI, quindi c'è questa passione che parte da lontano. Io credo molto ai sogni e spero che questo sogno alla fine si materializzi. E adesso i prossimi passaggi quali saranno? I prossimi passaggi: sabato presenteremo 5 gennaio la lista Gente Onesta, ritornerà a Rende il professore Prete che è ambasciatore in Europa, Africa e Sud America per battezzare questo accordo politico nazionale. Entro fine mese presenteremo anche il simbolo di Rende cristiana con l'amico Fabio Gallo e quelli del Movimento Cattolico Noi, con cui ormai abbiamo chiuso un accordo ufficiale. Fabio fa parte della mia commissione per il programma elettorale, lo ringrazio perché è una risorsa importante insieme agli Quindi altri. stai accelerando, vuoi arrivare prima, vuoi dare subito il programma, vuoi farlo circolare, circuitare all'interno della città, no? È chiaro, con la massima trasparenza, tutto deve essere alla luce del sole. È chiaro che, come tu mi insegni, caro Attilio, chi ci mette la faccia poi si assume le responsabilità delle cose negative come in tutte le cose. E quelle positive, ma sono convinto che Rende, che è una città aperta da questo punto di vista, con tanto voto d'opinione, risponderà alla grande e saprà diciamo, discernere chi lo fa quest'atto d'amore in modo disinteressato e chi magari pensa ad altro. Non è il mio caso, perché come tu ben sai e come sanno molti coloro che ci seguono in questo momento da casa, vivo del mio lavoro, sono titolare di cattedra al Liceo Pitagora di Storia e Filosofia, quindi grazie a Dio non devo andare a bussare come te d'altro canto alla porta politica di nessuno. Senti, ci sono esperienze politiche già sperimentate a Rende nelle tue liste? Sì, c'è un ex consigliere comunale di Cosenza che sta a Rende e si candida con me, che è Felice De Napoli, tra l'altro funzionario alla Regione Calabria. Faccio nomi e cognomi perché tra l'altro sono stati già presentati. C'è Caterina Bruno, una donna molto conosciuta, è stata segretaria di Mammei all'epoca del Partito Repubblicano, quando era ministro delle Poste a Roma, una donna molto impegnata nel mondo del volontariato. C'è Loredana Saturno, per esempio, presidente dell'associazione Semplicemente Donne. C'è un mondo diverso. L'ispettore Pizzuti della Digos, a cui ho affidato tra l'altro la sicurezza sociale, si candida per la prima volta. C'è il giusto equilibrio tra i cosiddetti nuovi della politica, i neofiti, e coloro che magari hanno gravitato anche in modo organico all'interno delle strutture partito. Chi si candida a sindaco deve riuscire
ad omologare queste forze. Sono dei giovani all'interno della... Sì, giovani tanti, soprattutto nella lista Gente Onesta, ci sono molti quarantenni e tante donne, Attilio. Ti preannuncio che per esempio ci saranno in alcune liste più donne che uomini, questo mi gratifica. Ma come sono stati scelti questi candidati? Hai fatto una sorta di... no? Guarda, le candidature a dire il vero sono state vagliate attentamente, certo sono frutto di rapporti personali, la gente si candida perché è candidato Sergio Tussiprati, in altri partiti non si sarebbero candidati, giusto? Ma non per essere autoreferenziale, perché i fatti sono questi. Nello stesso tempo è gente che vive del proprio lavoro, perché purtroppo, come anche tu ben sai, molti rischiano poi di essere condizionati da qualcuno che non intende perdere il potere. C'è il cantante, c'è il DJ, le categorie sociali sono rappresentate tutte, nessuno escluso. Ecco perché noi, è chiaro, non vogliamo fare... Quindi attraversi trasversalmente tutta la società. Tutta la società civile, basta scorrere i nomi. Tra l'altro tieni conto che nella commissione per il programma, insomma, c'è gente che sa il fatto suo, stiamo studiando tanti progetti europei importanti che verranno canalizzati in quello che sarà questo percorso a tema per la città di Rende, proiettata verso il futuro, con un'analisi, diciamo, scevra da condizionamenti anche particolari del presente. Il passato ormai mettiamolo da parte, lo storicizziamo e basta. Senti, tu hai detto, allora, la metropolitana no perché è una cattedrale nel deserto, la città unica non ci sono le condizioni nel momento, quindi esaltazione delle peculiarità della cultura rendese e recupero del ruolo della città nel panorama regionale. Mi pare questi siano i passaggi significativi. Scusami, avevo dimenticato un'altra cosa, il centro storico di Rende, tanto utilizzato a convenienza da parte di alcuni, però poi non è stato fatto niente. Noi stiamo studiando anche questi borghi del benessere. Come leghi queste due anime? Si lega attraverso questi borghi del benessere che abbracciano il turismo culturale, sociale, sportivo, tutto, con la speranza anche di fare riaprire magari nel centro storico qualche attività, addirittura non c'è un bar, non c'è un genere alimentare, insomma non c'è rimasto più niente, ma non vogliamo fare, ripeto, vuote promesse. Andremo anche nel centro storico poi a proiettare le nostre idee, residenti di quel posto che amo in modo particolare, perché la mia storia è iniziata da lì, nel mio impegno anche politiche ed associativo gli anni 90, anche da lì vogliamo ripartire in un contesto di equilibrio urbano che deve essere conseguenziale. Torniamo a quella che è l'idea che tu mi hai prima accennato, cioè questa centralità della città in un contesto regionale dove per tanti anni è stata una sorta di simbolo, no? Della buona amministrazione. Sì, non ci sono dubbi. O hai interpretato male? No, non ci sono dubbi che Rende nel passato abbia rappresentato il fiore all'occhiello della nostra terra, questo è visibile a tutti. Io ho fatto parte anche di questa cultura storica e socialista, ho dato anche il mio contributo, evidentemente qualcuno ora lo ha dimenticato e mi dispiace, ma erano anche tempi diversi, c'erano i partiti, c'era, ti ricordi, la cosiddetta filiera istituzionale, provincia, regione, governo nazionale. Oggi quelle cose non ci sono più, ecco perché un amministratore deve fare di necessità virtù. Quindi tu dici ripartiamo con uno spirito nuovo utilizzando quelli che sono gli elementi fondanti del nuovo mondo che abbiamo davanti agli occhi, no? Bravo, hai colto proprio nel segno. Quello che volevo dire io è proprio questo, cercare di sfruttare le potenzialità odierne, quelle che sono rimaste, per proiettare questa città nel futuro, che avrà sicuro maggiore dignità. Faremo sentire la nostra voce a tutti i livelli, non siamo figli di NN. I rapporti li abbiamo, un cognome anche importante che ha fatto anche parte della storia dell'ex socialdemocrazia e del socialismo calabrese, deve onorare questo cognome nel migliore dei modi grazie a questa coralità di intenti che abbiamo messo in campo. Senti, hai messo in campo anche dal punto di vista organizzativo tutta una serie di cose, c'è un punto d'incontro, una segreteria che hai messo come hai preparato per questi che saranno 3 mesi di grande e intenso lavoro.
Innanzitutto ho formato per la prima volta, e tu me lo puoi anche ricordare, un ufficio sulla comunicazione istituzionale, di cui fa parte anche Attilio Malena, che ho visto che ha collaborato anche con voi in diverse trasmissioni, Francesco Maddalone ed altri, proprio per canalizzare poi l'orientamento del programma su un sito istituzionale. Ad oggi ci stiamo riunendo presso l'Aria Hotel, struttura nota a tutti, poi inaugureremo un punto d'incontro magari nei prossimi giorni, però tutte le nostre iniziative a tema e i convegni li stiamo facendo in questa struttura alberghiera già da diversi mesi. Senti, ti faccio questa domanda: sei favorevole all'ospedale privato a Rende, così come è stato immaginato dal Ma guarda, ti do un'altra chicca, Attilio, visto che sei seguitissimo e te la do. Lo sai chi ha fatto incontrare per la prima volta i Greco con l'attuale sindaco Manni? È stato Sergio Tursiprato. Ti do anche questa notizia. Tempo fa organizzai una cena anche con ordini professionali a cui ha partecipato anche il sindaco di Cosenza Mario Ciuti. Ancora non avevo intenzione di scendere in campo, ho fatto conoscere i Greco all'attuale sindaco, da là è maturata l'idea, ritengo anche in questo incontro, di dar vita ad un ospedale privato che è utile, devo dire la verità, sotto tutti i punti di vista. È chiaro che una struttura del genere Rende non può perderla, però ritengo che poi forme e modalità siano state infelici. Non si può fare tutto il 28 dicembre attraverso anche una variazione al PSC senza coinvolgere attivamente, devo dire la verità, la città. Se fossi stato sindaco di Rendi avrei fatto una bella conferenza programmatica aperta a tutti, così come l'avrei fatta per la metro tranvia. La comunità va coinvolta e le cose non vanno imposte, a buon intenditor poche parole. Siamo in chiusura, allora il messaggio alla proposta di Principe qual è? Chiudiamo con questo messaggio. Lo ribadisco, io non devo fare nessun passo di lato, ho fatto già diversi passi in avanti, fermo rimanendo che per quanto riguarda il discorso programmatico siamo aperti a tutti, però veti sulla mia candidatura a sindaco nessuno ne può porre, anche perché noi abbiamo fatto una scelta di libertà sotto tutti i punti di vista. Bene, grazie Sergio, buon lavoro, avremo modo poi di incontrarci perché la lunga campagna elettorale nel nostro spazio troverà occasione di essere rappresentata dai vari candidati. Arrivederci, ci vediamo domani. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.